Oggi vi parlerò di un'azienda molto particolare, grazie alla quale scopriremo un aspetto della sostenibilità che molto spesso viene dimenticato. Noi siamo green nel DNA, perché lo scopo principale dell'azienda è quello di creare una comunità di amici. Giorgio Grayson and Friends. Si chiama così infatti, Giorgio Grayson, che è lui e ne è il fondatore. E i friends, gli amici? Tutte le persone collegate, i nostri fornitori sono amici, i dipendenti, i nostri clienti sono ovviamente tutti amici, i clienti dei nostri clienti sono appunto friends. L'azienda si occupa di un prodotto presente nella casa di ognuno di noi. Pitture decorative, pitture che hanno un contenuto artistico. Ma prima di perderci nel mondo di colori e arte che la Giorgio Grayson and Friends offre ai suoi clienti, è molto importante capirne la storia, partendo proprio da quegli ideali sui quali oltre 30 anni fa è stata fondata. Perché nel DNA dell'azienda c'è il concetto di causare serenità, benessere per un mondo migliore. E a pensarci Giorgio non sbaglia, perché il benessere di tutti coloro che lavorano per noi e con noi è un elemento fondamentale per costruire un mondo sostenibile. Molto spesso la ricerca di profitto trascura di fare comunità, quindi di essere un punto fondamentale e fondante dell'ambiente. Certo, sono belle parole che Giorgio però ha sempre e da sempre trasformato in concretezza. A tutti i dipendenti, data 1983, causare serenità ed ottimismo in tutti gli ambienti e persone collegate. Sei un po' precursore da qui che capisco. Sì, magari abbiamo fatto un po' di fatica all'inizio, però ho continuato, oramai questo spirito c'è. E per vedere se è vero basta poco. Cioè, quindi questi sono gli uffici. Sì. Però non sembrano uffici. No. Più che in azienda, infatti, sembra di stare in un grande appartamento, dove tra ampi spazi aperti, piante, opere d'arte e persino un vero e proprio bar a disposizione di tutti, le persone sono incredibilmente felici di lavorare. Ma ha detto un uccellino che tu sei qui da un po'. Qualche annetto. Tipo quanti? 32. Posso dirti una cosa? Devi. Io a gennaio sono andata in pensione. E che ci fai qua? Sto talmente bene che ho voluto continuare. Mi sento a casa. Ed è proprio questo il grande valore aggiunto che Giorgio è riuscito a dare alla sua azienda. Tu invece da quanti anni lavori qui? Vado più di 15. Riuscire a creare un ambiente che vada oltre la sostenibilità ambientale in senso stretto. Per me questa è una casa, una seconda famiglia. E che punti a quel benessere a cui tutti dovremmo aspirare per vivere in un mondo migliore. Mio figlio, ti posso dire, a 4 anni, alla festa della mamma, quando gli hanno chiesto di dire qualcosa sulla mamma, lui ha fatto scrivere alla maestra che la mamma è felice quando va al lavoro. E non è mica l'unica. Sto meglio qua che a casa. Che non so. È vero, perché io vengo qua, mi rilasso. Tanto che continuando a girare qua e là per l'azienda, è impossibile trovare qualcuno che la pensi diversamente. La differenza tra il posto dove lavoravi prima e quello dove lavori adesso? Abissale. Perché? Ci svegliamo la mattina, siamo tranquilli nel venire a lavoro. Non c'è una grossa pressione addosso, sappiamo cosa fare. E nessuno vuole andare via. Io sono qua da 28 anni, perché mi trovo bene così. Tu andresti via in un posto che stai bene? No. Ecco, neanch'io. Ora, molti di voi potrebbero pensare che questo sistema è positivo, certo, ma che nella pratica porti vantaggio solo ai dipendenti. E invece no. Questa azienda è redditizia. Questo concetto di friendship alla fine produce reddito. Quindi lo scopo aziendale è quello di vivere bene. Come conseguenza del vivere bene, e poi arrivano anche i soldi. E questo non lo dice solo Giorgio, ma anche la scienza, che grazie a numerosi studi ha dimostrato che un ambiente di lavoro positivo garantisce più successo. Perché i clienti sono felici, i fornitori sono felici, i dipendenti sono felici, i prodotti vanno bene, l'azienda diventa redditizia e io posso anche permettermi di pagare bene i miei dipendenti. Beh, non fa una piega. Comunque, come vi abbiamo già detto, Giorgio si occupa di qualcosa che è presente in tutte le nostre case. Pitture decorative, pitture che hanno un contenuto artistico. E non è mica un caso che parli di contenuto artistico. I colori delle sue pitture, infatti, sono il frutto di un'accurata ricerca che lui stesso ha fatto in giro per il mondo. Ogni parte di azienda è fatta con una gamma colori. Ci sono ad esempio quelli che richiamano il Marocco, con i quali ha dipinto le pareti della zona bar e sale riunioni, ma non solo. Questa è bellissima perché a New York su una Mercedes lucida il riflesso del grattacielo con sopra una foglia dell'autunno, no? E viene quel colore lì che l'abbiamo ripreso. Il rosso, vedi? Guardalo lì. Non è che tu trovi a Pavia questa situazione, capito? Per poi concentrarsi su qualcosa di più concettuale. A un certo punto io ho detto andiamo oltre, colori dell'anima. Sono questi, vedi, sono colori fuori di testa. Ti faccio vedere.
Quello che Giorgio ha voluto realizzare è trasformare in colori le emozioni e le atmosfere che i posti più belli del mondo gli hanno trasmesso. Questa è l'Islanda, è un posto che ti cambia. Certo. Quindi abbiamo cercato di prendere questa cosa e portarla dentro nel colore ed è venuta fuori questa storia. Eh sì, che è un po' la fusione dei vari colori che caratterizzano l'Islanda. Questo qui è una cascata, anche questa in Australia, che abbiamo trasferito in questo colore qua, pazzesco, bellissimo. Questo rosso, che naturalmente è anche esasperato dal fotografo, Certo. noi l'abbiamo riportato nel nostro stucco. Anche per quanto riguarda i suoi prodotti, però, Giorgio ha dimostrato, fin dal principio, quando di ambiente se ne parlava pochissimo, una forte sensibilità. La prima cosa che abbiamo fatto nel 87, questo prodotto qua, si chiama Aquaria. Questo era molto green per l'epoca. Perché aveva ridotto al minimo la presenza di componenti chimiche, Solo acqua, aria e resine, ma non c'erano solventi. che a quei tempi era qualcosa di impensabile. Stiamo parlando del 1987, applicavano di tutto. Mentre lui invece ha continuato per la sua strada. Dentro di me dico, ma scusami, perché dobbiamo applicare dei prodotti a solvente quando oggi c'è questa tecnologia ad acqua che è meravigliosa? Sfornando prodotti sempre più performanti e sostenibili, Nel 90 abbiamo fatto il primo prodotto davvero green, uno stucco minerale, quindi marmi, calci, una percentuale di resina bassissima e si applica a spatola. fino ad arrivare a un prodotto davvero sorprendente, completamente naturale. Questa è una delle massime espressioni delle abilità. Sì, perché quello che state vedendo e che a tutti gli effetti sembra una lastra enorme di marmo, in realtà è una parete sulla quale è stato applicato del marmo liquido. È marmo liquido che noi andiamo a spatolare, quindi lo facciamo diventare liscio e poi lo andiamo a disegnare con le venature. Un'arte che Giorgio, qui in azienda, giorno dopo giorno, insegna, tramite i suoi maestri pittori, a tutti gli imbianchini che vogliono imparare ed entrare a far parte di questa grande famiglia. Giorgio Grayson ha invitato in azienda vari applicatori, indipendentemente dalla capacità o non capacità, e ha creato questa possibilità di far crescere gli applicatori, ma crescere anche come azienda. Anche questo è green, è più che sostenibile, perché prendiamo l'imbianchino e gli trasferiamo la voglia di fare di meglio e in questo senso far evolvere la società. Che peraltro farti una parete di marmo in questo modo evita di andare a pigliare un pezzo di marmo dalla montagna e portarglielo via. E non solo, perché Questo è naturalissimo, è fatto con una cera d'api. un prodotto completamente naturale, che gli permette di evitare l'utilizzo di resine chimiche, ma di ottenere comunque una pittura traspirante e idrorepellente. Questo prodotto si chiama Marmorino 2020. Ed è più o meno simile al marmo liquido che abbiamo visto poco fa. Qui non c'è la cera, qui c'è la cera ma si è mantenuto un aspetto opaco, qui c'è la cera ma l'effetto è lucido. Non ci resta che vedere se è vero. La protezione della cera d'api funzionerà. Per capirlo basta bagnare la parete e il risultato è chiaramente un successo. Qui non c'è la cera ed ha assorbito tutto, qui invece c'è la cera, Ed è idrorepellente, Che non vuol dire impermeabile. no, perché sennò non sarebbe più traspirante. Quello che è fondamentale capire è che dove è necessario dobbiamo proteggerci con resine di vario tipo. Dove non è necessario dobbiamo lasciare muri traspiranti. In sostanza, è questione di buon senso, che qui alla Giorgio Grayson Friends guida ogni scelta, piccola o grande che sia. E questo è il magazzino. Sì, come vedi noi sviluppiamo tutto il nostro lavoro a piano terra. Certo è più costoso, però i miei dipendenti lavorano in un modo umano, a terra. Poi guarda, le nostre etichette sono fatte stampate. Così da evitare per esempio l'uso di colla per attaccarle alla latta. Sarà una sciocchezza però, capito? Intanto non c'è. Qua abbiamo il nostro scotch che è di carta. Che è sicuramente meglio di quello di plastica. Anche perché quando poi tu vai a smaltire il cartone di solito c'hai tutto quel nastro di plastica appiccicato che quasi nessuno toglie. In questo caso qui è tutta carta. Certo è che col tuo tipo di prodotto sei per forza legato a dei secchi di plastica. Lì abbiamo fatto della ricerca. Già, perché uno dei problemi principali che riguardano i secchi della pittura è che vanno smaltiti come rifiuti speciali. I nostri prodotti entrano in questi barattoli apprezzatissimi dai pittori. Se uno invece decide di lavarli per poi riutilizzarli, il problema diventa il residuo di vernice,
che non può essere buttata in uno scarico o in un tombino. Li usano, li riusano, le puliscono, le lavano. Quindi Giorgio ha pensato di studiarsi questo involucro, un'idea tanto semplice quanto funzionale, sia per evitare che il secchio si sporchi e quindi di doverlo rilavare, disperdendo così la pittura nell'ambiente, e tu hai la latta pulita, è nuova, sia per ridurre al minimo il rifiuto speciale da smaltire. Invece che avere tutto questo di rifiuto speciale, hai solo questo. Purtroppo però questo progetto non è mai decollato. La cosa bella è che in ogni caso ti sei posto il problema. Tutti i giorni. Insomma, Giorgio è davvero un ottimo esempio di imprenditore virtuoso, che da oltre 40 anni, grazie alla sua costante voglia di innovare e rinnovare, è riuscito a mantenere la sua azienda in perfetto equilibrio tra le richieste del mercato e una spiccata e continua spinta verso la ricerca di un futuro sostenibile. L'uomo deve solo usare il buon senso per fare dei prodotti che siano sostenibili, quindi questo è l'atteggiamento. Tu sai che l'umanità va avanti molto per imitazione. Quindi se questo pensiero viene imitato, abbiamo già raggiunto lo scopo. Dovrebbe essere normale e naturale per un imprenditore fare il meglio per avere un futuro nella società, per dare un futuro ai nostri figli e ai nostri nipoti.